Ciao a tutti, sempre da Campanaro 67, eccoci all'interno del chiostro, guardate quanto è bello e perfettamente conservato, della Basilica di San Francesco. Siamo appunto sempre qui a Bologna, l'antica Felsinea, e come vedete questa chiesa ha due campanili. Nella piccola torretta c'è la seconda del concerto, che però è a slancio e non elettrificata, mentre nel grande ci sono appunto le 5 campane inceppate alla veronese per ovviamente in, in pericolosa stabilità del campanile. Ora praticamente metto la videocamera sul cavalletto e poi aspettiamo il plenum gentilmente programmato da Andrea Tescari per questa nostra occasione, per questa trasferta bolognese. Eccole! Wow! Eccole! Ma che belle! Mamma mia, ti lascia senza fiato, guarda, proprio bella, 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 veramente, non c'è niente da dire. Poi una meccanica direi perfetta, cioè non c'è un doppio tocco, non c'è un tocco morbido, anche se sono a battaglio cadente, ma chapeau, complimenti veramente come dolcezza, come colpo di punto di battuta e via dicendo.
Ma veramente ragazzi, guarda, questo splendido, splendido in tutti i punti di vista. Bene, e adesso aspettiamo quindi il suono del mezzogiorno che appunto sarà soltanto la distesa del campanone. A più tardi. Bene, sono le 11:54 e adesso praticamente sempre dalla stessa posizione aspettiamo il suono del mezzogiorno praticamente, che altro non è che la distesa della campana maggiore, del campanone, per 1 minuto e mezzo circa. L'ho dovuto portare a Rimini perché l'ho dovuto portare a Rimini perché la cara c'è un'assistenza solo a Rimini. E mi faceva uno scherzo a dire la verità che una volta m'ha lasciato abbastanza di stucco. Ma per la presentazione si è a fare una parte e in realtà non tanto stato niente. L'allineamento delle testine che poi adesso purtroppo mi stava sparendo perché non le fanno più infatti sicuramente sì, adesso sì. E ma dopo faccio il solito problema del taglio e cuci. Sì.
ve ne pare? Che ve ne pare? Questo bel campanone del peso di quasi 16 quintali, eh? Va bene? Devo dire ragazzi che oggi il gioco è valso la candela. Adesso andiamo a riprendere un secondo la centralina, il programmatore, e poi ci fermiamo ovviamente alla messa. Ed eccoci all'interno di questa bellissima Basilica di San Francesco qui a Bologna. Questa è la parte posteriore con le vetrate con il rosone su in cima, e ora praticamente mi sposto, è a navata centrale ovviamente, a navata unica, e più o meno anche qui siamo ai livelli praticamente di Santa Maria in Castagnola. Le chiese di Bologna sono praticamente quasi tutte uguali, molto lunga, non lunga quanto San Petronio, ma anche questa molto lunga, con un luminosissimo altare alla fine, una grande vetrata, e l'altare ovviamente principale. Bene, ora ci hanno detto che ci faranno vedere il programmatore delle campane e andremo sicuramente in sacrestia. Ed eccoci in sacrestia, grazie al padre Francesco che ci ha fatto venire qui. Questo è il classico cimelio della... Sì, ok, questo è ecco, questo appunto, queste luci, come già avevo spiegato, è che le luci si accendono quando il programmatore è in funzione manuale. Infatti Andrea è andato su 1 sta per manuale, 2 sta per automatico, 0 ovviamente posizione di fermo in caso di venerdì santo e via dicendo. È una versione contratta di quello appunto con le catenarie, perché praticamente il sopra è simile, e questa è la minutaria che scatta ogni 15 minuti, quindi sono quelle più nuove, perché le prime invece scattava ogni minuto. Grazie a tutti, grazie ad Andrea, grazie anche al nostro amico che non c'è più. Dove è andato a finire? Ah, eccolo, Giacomo Locascio. La Cascia. Ecco, pazienza, tanto delle papere se non ne combino una. Grazie anche ad Andrea Tescari, e adesso facciamo una breve pausa e poi andiamo su a San Petronio. Per il momento è tutto dalla Basilica di San Francesco qui a Bologna, arrivederci, alle prossime. Ecco il loghino della Basilica di San Francesco, restaurata nella seconda metà del XIX secolo e dopo i gravi danni bellici del 43. Il campanile maggiore con affresco di pietra di Giovanni Noni, all'interno Pierpaolo delle Masagne, sepolcro di Papa Alessandro V, di Niccolò Lamberti e Sperandio, 1482. Bene, ecco qui, e con questa ripresa esterna dell'ingresso e dicendo, per il momento la nostra tappa termina qui. Ecco i miei amici e padre Francesco che ci ha gentilmente fatto vedere questa spettacolare basilica. E adesso facciamo pappa e poi andiamo a San Petronio. Ciao a tutti, per il momento. Scusate se mi ripeto e riprendo, ma non si poteva finire qui a San Francesco senza riprendere la strana ma bellissima facciata con quella croce bianca ricorrente, ecco il rosone che avevo ripreso dall'interno con le 2 vetrate, il portale e ovviamente i 2 campanili, il campaniletto dove c'è la campana isolata a slancio e lo slanciato campanile appunto con le 5 campane che abbiamo sentito grazie ad Andrea in programmazione straordinaria alle 11:45. E adesso veramente un attimo di pausa e poi ci vedremo da San Petronio per l'iniziativa di Bologna. Succede solo a Bologna appunto, e andremo sul campanile di San Petronio dove faranno le scappate, e per me è una novità perché la scappata non l'ho vista mai. A più tardi.